Inaugurato oggi il terminal passeggeri di Porto Empedocle, alla conferenza stampa di presentazione che ha preceduto il taglio del nastro hanno partecipato insieme al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, l'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana, il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle Antonio Ventriglia, mentre Don Gioacchino Falsone e padre Luigi Lomascolo hanno benedetto l'infrastruttura. Diverse le opere e gli interventi in fase avanzata di progettazione, lavori di banchinamento del Molo Crispi e nuovo terminal con restyling e adeguamento funzionale per un importo di circa 60 milioni, demolizione dei fabbricati siti in area ex Monte Edison vicino al Molo di Levante, la cosiddetta banchina Sciangula, per un intervento di circa 1 milione di euro, lavori di ripristino dei fondali antistanti il Molo Sciangula, interventi per circa 500 mila euro, lavori di realizzazione della strada di collegamento con la banchina Todaro, lavori per circa 400 mila euro, quindi lavori di dragaggio del porto per un importo di circa 1.600.000 euro. Questo è un momento importante per la città, è un momento importante anche per l'intera provincia, perché finalmente questo porto, che è un porto particolarmente importante per l'intera fascia costiera, oggi finalmente viene inaugurata una struttura che era indispensabile e fondamentale per avviare quel percorso di turismo crocieristico che questa provincia si aspetta da tempo. Oggi l'inaugurazione, grazie all'autorità portuale del sistema, grazie alla sinergia di tutti gli enti che hanno collaborato, ci consente di mettere una pietra su un percorso che avrà il suo termine da qui a qualche anno, ma che sono convinto, visto l'importanza di questo porto, che è l'unico porto che si affaccia sul Mediterraneo, consentirà a questa provincia, a questo comune, un rilancio che si aspetta da tempo e che oggi, dopo quello che è successo negli anni passati con il declino dello sviluppo industriale, merita uno sviluppo turistico che in questa provincia ha tutti gli elementi e tutte le condizioni per attecchire in modo serio. Quindi finalmente oggi inauguriamo questa struttura, diamo un servizio a chi sceglie di venire a Porto Empedocle, chi sceglie di venire in questa provincia, per poi collegarsi anche con le varie isole e quindi con quello che ci aspettiamo, che è una crocieristica che consentirà un rilancio di questa provincia. Sarà anche l'escavazione dei fondali? Quello è già in programma e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Avevo già parlato col presidente Pasqualino Monti, il quale mi rassicurava che nei prossimi mesi si procederà all'escavazione dei fondali, anche perché per quanto concerne i fondali è necessario che vi sia una metratura che consenta l'attracco delle navi, ma quello è già in programma e sarà effettuato immediatamente nei prossimi mesi. Una struttura importante per una stazione marittima come quella di Porto Empedocle, effettivamente una struttura che mancava, considerando anche l'importanza del porto empedoclino. Sì, assolutamente, l'importanza, la totale rilevanza nell'ambito del Mediterraneo. Tutti parlano, e chiaramente l'allargamento del canale di Suez, parlano della Sicilia come avamposto, e in Sicilia c'è Porto Empedocle, che è una delle prime mete, insieme con Gela, con Licata, che si incontrano quando si viaggia est-ovest, ovest-est nel Mare Nostrum e nel Mediterraneo. Siamo felici e contenti, abbiamo messo a terra un'opera importante, è il quinto terminal, ripeto, che costruiamo nei porti occidentali della Sicilia. Siamo soddisfatti di averlo fatto nei tempi, nei modi e nei costi previsti da contratto. Ecco, quanti sono stati i costi, i tempi in cui è partita l'opera? L'opera è durata circa 1 anno e 8 mesi, ha avuto momenti che si sono sovrapposti naturalmente rispetto alle nuove esigenze che si sono incontrate nel corso della sua costruzione. L'investimento è di circa 4 milioni, che si unisce chiaramente a tutti gli investimenti che noi abbiamo fatto qui a Porto Empedocle, che evidentemente raggiungono una cifra considerevole. Ci sarà anche un investimento per l'escavazione dei fondali e poter permettere alle grandi navi crociere di attraccare? Sì, noi abbiamo adesso in corso l'autorizzazione ambientale in regione al CTS, oggi c'è l'assessore regionale che lo dirà, per la costruzione a Porto Empedocle dell'impianto di soil washing, di lavaggio delle sabbie, e quindi siamo contenti perché questo è il primo passo per poi evidentemente post caratterizzazione procedere con l'escavazione anche del quarto porto del nostro network, che è Porto Empedocle. Abbiamo già escavato, abbiamo già dragato i fondali di Palermo, di Termini Imerese
Varese e di Trapani. In che tempi magari pensate di realizzare? I tempi li detto nel momento in cui parte la gara, quindi quando parte la gara io le so dire i tempi, altrimenti raccontare i tempi e poi cadere su una cosa del genere. Noi siamo molto rigorosi sui tempi, quindi abbiamo un problema autorizzativo che dipende dal Ministero dell'Ambiente, che evidentemente ha molte pratiche, perché il PNRR ha dato molte risorse al Paese e quindi le pratiche da dover smazzare, consente il termine, sono molte, e evidentemente i 45 giorni sono un termine che non viene mai rispettato, quindi aspettiamo adesso l'autorizzazione. Appena arriva l'autorizzazione procediamo. Ultima domanda per chiudere, ecco, la struttura cosa prevede per un buon funzionamento del terminal? Ma c'è tutto, c'è l'accoglienza, ci sono gli uffici, ci sono gli uffici dell'autorità, delle forze di polizia, della capitaneria, c'è una parte importante che riguarda l'accoglienza dei passeggeri, che è il motivo per il quale è nato questo terminal, e soprattutto è un terminal di cabotaggio nazionale che serve i traghetti per le pelaggi e domani può servire anche un punto di sosta. Un luogo di confine. Esatto, è anche un luogo di confine con evidentemente anche di ricucitura con la città di Porto Empedocle, e noi ne siamo felici. Sì, è un rapporto di forte collaborazione, sono tanti progetti che abbiamo insieme all'autorità portuale e giornate come queste significano che siamo sulla giusta strada. Ecco, in questo senso ci saranno altre iniziative per valorizzare anche il nostro porto, l'escavazione dei fondali, insomma un insieme di cose che permetteranno al Porto Empedocrino di uscire un po' dal stallo in cui è stato in questi anni? Assolutamente sì, sono diversi progetti che abbiamo in istruttoria proprio nella commissione tecnico-specialistica, sulla quale tra l'altro stiamo intervenendo per semplificare e ottimizzare. È un primo tassello per lo sviluppo del porto, serve sicuramente a rendere il porto più comodo, più accogliente, però non è sufficiente evidentemente per rendere il porto di Porto Empedocle veramente attrattivo. Per renderlo veramente attrattivo è necessario, come dicevo prima, la sinergia con l'autorità marittima. L'autorità marittima, nei limiti in cui assicura una cornice di sicurezza del porto, rende il porto più attrattivo, quindi la sicurezza deve essere letta in termini di volano per lo sviluppo del porto e non è un limite allo sviluppo del porto. Io assicurerò tutta la mia azione di comando per favorire questo traguardo. C'è un porto veramente competitivo che sia in grado di restituire a questo territorio tutta l'attenzione che merita.